Buonasera e ben ritrovati a 7 Sera. Ora continuiamo a parlare di bellezza e andiamo a scoprire tutte le novità in campo di medicina estetica per combattere quello che più ci dà fastidio, quindi i cuscinetti di grasso e i segni del tempo. Allora scopriamo bene a cosa possiamo affidarci con la dottoressa Dvora Ancona, specialista in medicina e chirurgia estetica, buonasera, curativa, professoressa all'Università di Pavia e direttrice del centro Iuva. Benvenuta, bentornata. Allora, con te è sempre un piacere perché si scoprono tante cose nuove, tutte le nuove frontiere ce le racconti tu. E allora vediamo subito come si combattono i primi cenni del tempo, le piccole rughe, le piccole zampe di gallina che non vogliamo vedere. Ma non soltanto, lifting. quello che noi dobbiamo andare a combattere un po' di più, noi donne specialmente, è questo effetto del tono del collo. Sono appena tornata dagli Stati Uniti, quindi fresca fresca con le ultime novità, a parte che anche noi lo facciamo già da un po' nel nostro studio, fortunatamente. Ci sono questi nuovi trattamenti che sono a base di radiofrequenza, vedete come il collo, il prima e il dopo, cioè, ma a parte che non so cosa sia quell'ombra scura che vedo sulla destra, che di solito non c'è. Si vede però che è un problema sì, guardate infatti, la parte senza ombra. Non guardate quella parte scura che non c'entra niente, guardate più che altro, vediamo se c'è un'altra foto magari. Proviamo ad andare avanti, perché quella foto lì, troviamo, scusatemi, la vedo un po' macchiata. Niente, ma anche se non troviamo il collo. Sono una precisetta come se non troviamo un'altra del collo, intanto diciamo quali sono tutte le zone su cui possiamo intervenire, perché io sono partita dal viso e tu mi hai corretto dicendo che ovviamente c'è anche il collo, ma ci sono anche altri punti dove si può combattere il tempo. Bravissima, anche perché quello che voglio dirvi non è soltanto che si possa combattere il viso, l'invecchiamento del viso. Il viso chiaramente ha un invecchiamento, ma l'invecchiamento si può combattere, ormai lo sappiamo, con i laser, con le punturine, con la biostimolazione. I veri punti critici da combattere per noi donne che cresciamo, non per te che sei una ragazzina, sono il collo, la pancia per quando diventa un po' tutta rugosa, un po' pelle cadente, specialmente per quelle un po' brutte nel senso che siamo molto per le pelli molto magre e tutto questo. Questa è una pancia che era invece un po' eccedente, ma questa è eccola, qua ci siamo con la foto per quello che è la pancia. Vedete il trattamento della pancia? Fermatevi. Allora, in questo modo riusciamo a vedere un prima e un dopo. Dopo un primo trattamento, vedete quella sorta di pellettina che è un po' mossa e l'ombelico come sia più basso in questa fotografia nella parte a sinistra? Intanto ho una buonissima notizia, nel senso che vediamo solo noi l'ombra, a casa non la vedo nel nostro monitor. Scusatemi. Allora, quello che stavo dicendo è che l'ombelico, come si può vedere nella seconda foto, è praticamente rialzato e la pelle è più distesa. È chiaro che non è diventata una super donna questa signora, però comunque ha una bella pelle, quindi non niente di male, ha un tono molto più turgido. Uguale la stessa cosa si può fare per le braccia, quindi quando abbiamo quelle braccia che ormai cominciano a essere un po' avvizzite, e questo succede, ripeto, nelle giovani, magari che arrivano verso i 40 anni, che sono molto magre, oppure nelle persone un po' più grandi, che comunque purtroppo le braccia sono, diciamo, la nostra particolare fatica nel poterle far mostrare. E di solito ci comporta che dobbiamo sempre mettere delle maglie piuttosto lunghe, quindi abbiamo tutte le nostre mamme o tutte le nostre nonne che girano di solito bardate anche d'estate con delle maniche lunghe. Allora abbiamo visto quindi il cambiamento, ecco, è netto, è veramente molto bello poi il risultato finale, ma come si ottiene? Rapidamente, cioè nel senso, qual è la tecnica? Allora, la tecnica, come stavo dicendo, è di una radiofrequenza. La radiofrequenza vuol dire che è una corrente che si genera proprio dall'elettricità, la quale viene portata in un manipolo che viene appoggiato sulla pelle. Questo manipolo, che è costituito da dei micro piccoli aghini, che quindi non si sentono quasi alla percezione del tatto, vengono appoggiati sulla parte da controllare, quindi o sul collo o sulle braccia o sulla pancia o su altre zone dove insomma la pelle abbia ceduto, dove ci sia un po' di accumulo anche di grasso, quindi viene passato sopra, si avverte un leggero fastidio alla penetrazione, ma una cosa proprio come un leggero pizzichino. In poche parole si ottiene questo effetto di distensione della ruga facendo 3 trattamenti. Quindi una volta fatto diciamo che dovremo aspettare qualche giorno perché potrebbero formarsi dei piccoli lividini. Dopodiché nell'arco di una settimana, 2 giorni, 3 giorni, non lo so, dipende da voi, da qual è la vostra pelle, i lividi se ne vanno ed ecco che abbiamo una bella pelle distesa, quindi è già una risoluzione molto interessante. Bellissima, interessante, sì. Ecco, adesso andiamo al secondo punto critico, che sono i cuscinetti di grasso. Questo è un argomento che interessa adesso, a partire da questo mese, tantissimo, perché abbiamo l'estate che incombe, per cui qui piccoli trattamenti localizzati, un po' diversi, un po' nuovi, ce n'è? Assolutamente sì. Diciamo che oggi si parla sempre di più di crioterapia, ovvero di un'apparecchiatura sempre che genera del freddo. Questo freddo arriva a essere anche
ad elevarsi fino a tal punto che va a distruggere i cuscinetti di grasso, tipo questa donna. Vedete la pancia come era sporgente, è vero che non è diventata una super beltà, però ha già perso abbastanza taglie comunque nell'applicare questo, diciamo, manipolo all'interno del quale si va ad inserire il grasso. Quindi il grasso viene congelato, il congelamento sul grasso provoca praticamente si chiama apoptosi, insomma una distruzione della cellula grassa. Nello stesso manipolo abbiamo anche una radiofrequenza, ovvero questo modo di poter portare via invece il grasso, per cui combinando il freddo alla radiofrequenza che con noi andiamo a cominciare ad ottenere un effetto di refreshing e più che altro l'eliminazione del grasso in quella zona. Vale sia per la pancia che per quando abbiamo le culotte di cheval, quindi i cuscinetti laterali, quindi diciamo che anche oggi siamo sempre più avanti e ancora arriveremo, io non so più dove possiamo arrivare, che bello. Rimarrò giovane per sempre per fortuna speriamo. E magra per sempre e tu pure. sei già molto bella, però speriamo tutti di riuscire a ottenere il meglio da noi, dai nostri visi, dai nostri corpi. Ecco, senza tagli e senza bisturi. Ecco, questo è importante, ci tengo a dirlo, perché avete visto, parliamo di 2 apparecchiature che vengono passate sulla pelle e che permettono questo. Il trattamento questo del grasso fa perdere fino a 2 centimetri per ogni seduta, fantastico, che deve essere ripetuta non prima di 2-3 settimane. Una domanda flash prima di concludere è, visto che abbiamo parlato di congelamento del grasso, no? Sì. Quindi si ammazzano le cellule adiposi Esatto. in questo modo, si fanno scoppiare, ma i nostri vasi sanguigni, i piccoli capillari rimangono però intatti, non ci succede niente di grave. Questa ragazza è troppo intelligente. Allora, all'interno sempre di questo manipolo dovete sapere che ha una forma di questo genere, ovvero il grasso deve essere inserito, viene preso e viene spinto all'interno di questo manipolo. Perché? Proprio per la ragione che i vasi rimangono al di sotto, quindi l'effetto avviene proprio solo sulle cellule grasse, che vengono nutrite però da quei vasi che sbagliano a nutrirle, perché chiaramente si trovano in mezzo al grasso. Per cui vengono ammazzate veramente, cioè vengono proprio distrutte solo le cellule grasse. Per fortuna, quindi poi noi rimaniamo invece Noi al di intatti. sotto siamo perfetti. Perfetto, visto che abbiamo 10 secondi, le dedichiamo a qualche cosa che fa un po' preoccupare, nel senso, tutti questi bellissimi trattamenti che ci possono far diventare più belle, quanto costeranno? Ce li potremo permettere così o no oggi? Allora, trattamento del grasso, questo per dire, costa più o meno intorno alle 150 euro, dipende da quanto è grasso, da quanto da disporre, da 150 euro. E per quanto riguarda la radiofrequenza, anche lì siamo intorno dai 260 euro a seconda del problema. Chiaramente trattamento. Quindi in un modo o nell'altro si può non arrivare. è troppo caro, io direi che a volte è meglio che avere un bel vestito e avere un bel collo, una bella differenza. Questo sì, poi sicuramente rispetto alla chirurgia estetica, i costi sono nettamente diversi. Allora, grazie infinite alla dottoressa Ancona, grazie anche a voi per averci seguito. Adesso la linea va al Family TG, noi ci rivediamo domani sera, buona serata a tutti.